Caro energia, Sicilia in subbuglio, manifestazioni contro le bollette, il presidente della regione Schifani lavora alla moratoria IRFIS. Le ONG sono avvisate, vige lo sbarco selettivo, potrebbero chiedere il diritto d'asilo sulle navi straniere che li hanno traghettati. All'Ars la cerimonia di accoglienza, giovedì prossimo l'elezione del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Pendolino, sindaco sospeso di Aragona, fa ricorso. Agrigento è tra le città più green, ottiene il primo posto tra le siciliane, anche se ha perso 11 posizioni rispetto all'anno precedente. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Sicilia intera è in mobilitazione contro l'oppressione del caro bollette. Il presidente della regione Renato Schifani lavora alla moratoria IRFIS. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oltre 10.000 le persone che hanno manifestato ieri a Palermo contro il caro energia. Le sigle sindacali hanno risposto all'appello lanciato dalla Confcommercio di Agrigento, presenti anche numerosi sindaci delle province di Agrigento e Caltanissetta, compresi Francesco Miccichè e Roberto Gambino, dei due capoluoghi della provincia, e poi tantissimi cittadini, lavoratori, pensionati. Occorrono interventi immediati, anche retroattivi, sulle bollette insostenibili che arrivano a 30-50 mila euro. Servono immediati sconti in bollette e attingere ai fondi del PNR. È possibile una soluzione? Ma quello che chiediamo oggi è sicuramente un'attenzione da parte del governo nazionale, da parte del governo regionale, perché è una situazione di insostenibilità assoluta che abbiamo già portato all'attenzione da diverso tempo. Oggi siamo davanti ad una condizione insostenibile e di improduttività per quanto riguarda le aziende, ma questo problema ricade anche su tutte le famiglie. Allora non è più tempo di pensare a cosa si deve fare, ma è tempo di agire. Noi vogliamo che vi sia una presa di coscienza come priorità assoluta di questo problema. Ci sono le risorse e si possono trovare le risorse anche all'interno di strumenti come il PNRR, e abbiamo bisogno che si intervenga anche con una retroattività rispetto a tutto quello che è successo in questi mesi e che mette a rischio migliaia e migliaia di imprese. Significa anche mettere a rischio migliaia di famiglie e di lavoratori. Quindi una bellissima manifestazione unitaria che vede assieme sigle datoriali, sindacali e dei consumatori, una bellissima manifestazione oggi per ancora una volta gridare questo aiuto nei confronti delle aziende che non hanno più la sostenibilità delle proprie imprese a causa del caro bollette, del caro energia e soprattutto anche il caro delle materie prime, con l'inflazione che chiaramente continua ad avere un trend troppo marcato. E quindi oggi qui a chiedere al governo regionale e alla Sua Eccellenza il prefetto di Palermo, in virtù della sua rappresentanza per lo Stato, di aiutare le imprese. Oggi a Palermo a manifestare contro il caro energia, il caro bolletta. Abbiamo bisogno di un segnale chiaro, preciso e puntuale da parte del governo per capire come realmente voglia affrontare questo problema. Una soluzione non solo al futuro, ma anche a ciò che già è passato. Bollette da 30, 40, 50 mila euro è qualcosa di insostenibile. Non si può accettare che le prime misure del governo sia capire se è il o la presidente piuttosto che il rave party. Oggi le aziende e tutti i lavoratori hanno bisogno di risposte chiare. Noi rappresentiamo Assipan, più di 1000 aziende sul territorio siciliano. Effettivamente siamo molto preoccupati e stiamo lanciando un grido di allarme al governo, perché le nostre aziende sono aziende a livello artigianale. Non siamo degli imprenditori con vari dipendenti, ma siamo soprattutto artigiani. Il 50% del credito di imposta non ci basta, noi vogliamo subito lo sconto nella bolletta, perché siamo, come ho detto, artigiani del pane. Noi rischiamo la chiusura, rischiano molti addetti del settore, soprattutto l'artigianalità del nostro pane, che anche per la Sicilia è un valore aggiunto e l'identità culturale il pane. Mancando il pane artigianale manca tutto ed effettivamente è un peccato. Una manifestazione che vede coinvolta anche le associazioni del turismo come Federalberghi, come Agrigento Extra, perché il caro energia colpisce anche questo settore, lo ha colpito in maniera determinante, lo ha colpito in maniera pesante. Le strutture turistiche alberghiere soprattutto stanno vivendo un momento di grande difficoltà anche per la stagionalità e quindi la conseguenza del caro energia e quindi del caro aumento dei prezzi su tutte le materie prime. Una bellissima manifestazione che sembra sia riuscita, tutte le sigle sindacali hanno risposto
alla grande a questa nostra protesta. Ora speriamo che siano gli organi regionali e nazionali a darci man forte, ad aiutarci a mandare avanti le nostre imprese e anche le nostre famiglie. E in merito alla manifestazione sul caro bollette che si è svolta ieri a Palermo, il presidente della regione Renato Schifani ha incontrato i rappresentanti delle varie associazioni affermando come sto dalla vostra parte. Oltre che come presidente della regione, anche come cittadino, gli uffici stanno lavorando alla moratoria IRFIS. Verrà sospeso il pagamento della quota capitale della rata in scadenza del mese di dicembre dei mutui. Questo quanto detto durante l'incontro a Palazzo d'Orleans dal presidente Schifani. I rappresentanti hanno voluto consegnare al presidente un documento unitario contenente una serie di richieste contro il rincaro dei costi energetici e delle materie prime. All'incontro erano presenti anche il ragioniere generale della regione siciliana Tozzo, il dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive Frittitta e il direttore generale dell'IRFIS, dottore Guagliano. Abbiamo ovviamente immediatamente accolto l'appello delle associazioni di categorie, tutte le categorie, per accogliere appunto questo grido di dolore che condividiamo. È una crisi imprevista, dopo il Covid, la crisi energetica che ha portato a costi impazziti delle bollette. Il governo nazionale sta facendo la propria parte con uno sforamento di 30 miliardi, la Sicilia si impegnerà a individuare delle risorse, farà la sua parte nei limiti del possibile, ma la farà, e già anticipato la moratoria per esempio sulle scadenze IRFIS di fine anno. Questa è soltanto la prima parte, a breve saremo più chiari per spiegare alla collettività siciliana quello che può dare e darà la Sicilia. Noi abbandonati, luce, gas, noi tartassati! Noi abbandonati! Luce! Gas! Noi tartassati! Noi abbandonati! È il paradosso perché non c'è una ragione perché stiamo assistendo a questo stato di cose. Noi diciamo che il gas della Russia non c'entra più nulla con questa situazione speculativa, vogliamo conto e ragione, noi che siamo in bolletta, del perché è ancora consentito questo stato di cose speculativo, dissennato, che ci sta mandando in bolletta tutte le imprese perché non c'è sostenibilità che tenga nell'economia reale e legale per poter sostenere un aumento così dissennato dei costi dell'energia, bene primario. Noi ricordiamo al governo, a quello di prima come a quello di adesso, così come all'Europa, ma com'è possibile rendere autorizzabile un aumento così dissennato dei costi che con il gas della Russia non hanno niente a che vedere? Noi di solito siamo a lavorare a quest'ora di lunedì mattina e abbiamo aspettato mesi, ma alla fine adesso siamo costretti a manifestare democraticamente e civilmente, ma con forza. Qua rischiamo di saltare tutti per aria, ma salta addirittura il sistema paese. Vedo una presenza massiccia di Sciacca, come mai? Sì, stiamo cercando di essere tutti uniti per contrastare il problema che affligge un po' tutti. Consideri quelli che siamo qua, siamo tutte le pizzerie e panifici di Sciacca, che siamo uniti, ne abbiamo un gruppo, quindi cerchiamo di partecipare alla manifestazione. L'ultima bolletta che ti è arrivata? 6.500 euro. E prima? Prima 4,5. Basta guardare e fare un'inquadratura della piazza, oltre che alle associazioni di categoria ci sono anche i sindacati e quindi lavoratori e famiglie. Questo aumento dei costi energetici è un aumento trasversale che colpisce chiunque. Quella di oggi non è una manifestazione di protesta ma di proposta. Contiamo, arrivati a destinazione, di ascoltare ed incontrare il Presidente della Regione e il Prefetto di Palermo in riferimento al Governo nazionale per poter appunto portare una piattaforma che è stata pensata assieme alle altre associazioni di categoria nella speranza che venga accolta. Basta pagare, bollette troppo care! Basta pagare, bollette troppo care!
Ci sono già dei segnali positivi da parte del governo nazionale, i 30 miliardi stanziati per la fine del 2022-2023, ci auguriamo che possano bastare e che soprattutto ci siano altro genere di interventi a favore di imprese e famiglie. Basta pagare, potete soffocare! Ci hanno portato al punto di non pagare più bollette e quasi a licenziare tutti quelli che precari per natura. Non è che ci hanno portato, già siamo al punto direttamente di licenziare e chiudere le nostre aziende, già qualcuno l'ha fatto, qualcuno lo sta facendo, ormai molte aziende sono sull'orlo del fallimento, qualcuno sta aspettando che l'Enel o gli enti che sono tutelati a staccare la corrente elettrica. Siamo purtroppo nelle mani di nessuno in questo momento, speriamo che il nuovo governo ci ascolti e ci faccia ottenere qualche cosa. Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all'indirizzo di una Renault Clio in una strada del centro di Canicattì. L'auto di proprietà di un pensionato è in realtà in uso al figlio 33enne del posto. A fare la scoperta è stato proprio quest'ultimo. Al momento di prendere il mezzo, l'uomo ha notato i tre fori e ha chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti hanno avviato le indagini. I colpi di pistola, probabilmente calibro 7,65, hanno raggiunto gli sportelli e il paraurti. Il proprietario dell'auto ha raccontato ai poliziotti di aver avuto poco prima un diverbio per strada con uno sconosciuto per una questione legata ad una precedenza. Saranno le indagini a chiarire gli aspetti della vicenda. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali telecamere che insistono. Due imprese operanti nel settore della vendita all'ingrosso e al dettaglio di detersivi e prodotti per l'igiene, con 10 punti vendita tra Palermo e provincia per un valore complessivo di 18 milioni di euro, finiscono in amministrazione giudiziaria. La Guardia di Finanza ha eseguito infatti un decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione nei confronti di un imprenditore. Sarebbe Francesco Paolo Bagnasco, arrestato ad aprile del 2021 nell'operazione denominata Brevis. Riguarda le società Bagnasco SRL e Serena Distribuzione SRL con sedi in via Altofonte e in via Ernesto Basile. Secondo quanto ricostruito dalla direzione distrettuale antimafia, lo stesso avrebbe richiesto e ottenuto dagli esponenti di vertice del mandamento mafioso di Pagliarelli, così si legge nella nota, la punizione dei responsabili di 2 rapine subite in uno dei negozi. Gli accertamenti delegati della procura e svolti dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo in seguito all'arresto avrebbero evidenziato che le attività economiche destinatarie del provvedimento sarebbero state sottoposte a condizioni di intimidazione e di assoggettamento. Bagnasco, secondo quanto emerso durante le indagini, si sarebbe reso disponibile ad assumere familiari di esponenti di Cosa Nostra, a mettere a disposizione locali aziendali per riunioni tra uomini d'onore, corrispondere somme di denaro a beneficio di una società riconducibile di fatto all'ultimo reggente del mandamento di Pagliarelli, affittare immobili commerciali di proprietà di soggetti organici o contigui a contesti criminali. Lo scopo del provvedimento preventivo, così si legge ancora nella nota pervenuta, ci mira al risanamento delle aziende sottoposte all'influenza di organizzazioni criminali al fine di operare una bonifica delle stesse, recuperarle all'economia legale, rescindendo ogni tipo di contiguità con ambienti mafiosi ed eliminando il rischio che sodalizi illeciti possano ottenere forme di vantaggio e agevolazioni dall'infiltrazione nel tessuto economico imprenditoriale. Continua pertanto l'azione che la Guardia di Finanza svolge nel contrasto dei patrimoni di origine illecita, con la duplice finalità di disarticolare in maniera radicale sodalizi delinquenziali e di liberare l'economia legale dalle diverse forme criminali.
Sulle navi ONG straniere vige il principio di responsabilità dello Stato di bandiera. Le ONG sono avvisate, arriva un messaggio durissimo dal Viminale. I migranti potrebbero richiedere asilo sulle navi. Vediamo. Il Viminale e il governo stanno cercando di mettere un freno agli sbarchi sulle nostre coste, cercando di dare un ordine al caos dei porti aperti lasciato dall'ex ministro degli interni Luciana Lamorgese. Adesso si parla di sbarco selettivo, ossia la decisione di Matteo Piantedosi e degli altri ministri di garantire accoglienza a chi su quei barconi ha bisogno di assistenza sanitaria e non agli altri immigrati. L'ombrello aperto dall'esecutivo ne protegge molti, ma ad esempio dall'imbarcazione Humanity One, che ne aveva 179 durante la notte tra sabato e domenica, ne sono stati fatti scendere 144 e solo 35 sono rimasti a bordo, ossia i maschi adulti senza problemi di salute. Servono fermezze e accordi con il Nord Africa, afferma il ministro del Sud Nello Musumeci. Prima di ogni sbarco c'è un imbarco, dice. Si contestano gli sbarchi cosiddetti selettivi, dimenticando prima gli imbarchi di massa. Una persona in mare va sempre soccorsa, ma è lo Stato a cui appartiene la nave che deve continuare a farsene carico. La linea del governo è chiara: umanità e fermezza. È inaccettabile che il peso di questo triste fenomeno debba sostenerlo solo l'Italia. I limiti operativi di Frontex e la disarmante tolleranza dei governi italiani di questo decennio hanno di fatto incoraggiato i trafficanti a puntare dritti sulle nostre coste. Poi Musumeci critica l'Unione Europea. Non mi pare, dice, che negli ultimi 30 anni Bruxelles abbia registrato grandi successi nella politica della sicurezza, sviluppo e cooperazione verso il Sud. All'Ars a Palermo si è svolta la cerimonia di accoglienza dei 70 deputati neoeletti all'Assemblea regionale siciliana. Tra i primi ad arrivare Dario Safina del PD e Roberto Di Mauro di Popolari e Autonomisti. Ogni deputato è accolto prima in Sala Verde, dove si trova la stanza del Presidente della Commissione Bilancio, poi le procedure di accoglienza proseguono in Sala Gialla e in Sala Rossa. A ogni deputato viene consegnato un kit con un taccuino, una penna e una pendrive, quest'ultima contenente il regolamento dell'Assemblea regionale siciliana relativo alla 18ª legislatura per facilitare i neoeletti nei lavori d'aula. Nel corso della procedura per ogni deputato viene effettuato un riconoscimento vocale che avviene attraverso la lettura dell'articolo 1 dello Statuto della Regione Siciliana. In seguito alla lettura del testo, un sistema telematico registra la voce del deputato, la quale verrà poi riconosciuta in aula dal servizio di stenografia. Segue poi la foto di rito per il rilascio del tesserino personale di ogni deputato. La prima seduta di insediamento dell'Ars è convocata per il 10 novembre alle 11. Sarà Pippo Laccoto della Lega, in qualità di deputato più anziano, 73 anni, a presiedere la seduta di insediamento dell'Ars. A svolgere il ruolo di segretario sarà invece la parlamentare più giovane, Martina Ardizzone, 27 anni. Il primo ordine del giorno prevederà la costituzione dell'ufficio provvisorio del Consiglio di Presidenza, il giuramento dei 70 deputati e l'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Caro energia e infrastrutture sono stati temi centrali dell'esecutivo provinciale della CISL Messina, il massimo organismo del sindacato svoltosi nella sede di Viale Europa. Il segretario generale Antonino Alibrandi ha sottolineato come sia urgente un provvedimento a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese per fronte dell'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, dell'inflazione e della conseguente pesante rallentamento della produzione da parte di molte aziende. Affrontati anche temi nazionali come l'accesso al lavoro per giovani e donne, rientro al lavoro per chi lo ha perso, lo sviluppo delle politiche attive attraverso le risorse stanziate dal PNRR e dai fondi strutturali europei non sempre adeguatamente utilizzati. Una situazione che ci fa fortemente preoccupare, ovviamente per le imprese, ma non soltanto, anche per le famiglie, per gli anziani, per i pensionati che con le piccole pensioni che si ritrovano ad avere rischiano quest'inverno di morire dal freddo. Ovviamente oggi si riunisce il gruppo dirigente territoriale di Messina che discuterà di questo tema ma anche di altre questioni, soprattutto quelle legate al territorio, allo sviluppo del territorio e quindi qui alle questioni infrastrutturali, ma soprattutto alle azioni da intraprendere con l'insediamento del nuovo governo. Il nuovo governo con il ministro Salvini incontrerà il presidente della regione Sicilia Schifani, il presidente della regione Calabria Occhiuto. Sul tavolo c'è la discussione del ponte sullo stretto.
Ci auguriamo che questa discussione possa essere l'ultima e quella che fa partire i lavori della realizzazione del ponte. Noi siamo molto fiduciosi su questo incontro, anche perché i presupposti per la realizzazione di questa grande opera infrastrutturale ci sono tutti, quindi riteniamo strategico questo incontro e ci auguriamo sia che il governatore sia siciliano che calabrese possano chiudere definitivamente questa partita con l'avvio dei lavori che potrebbero andare alla realizzazione di questa grande opera che riteniamo strategica da sempre. Noi come siamo stati sempre a favore del ponte e crediamo ancora oggi che sia una delle infrastrutture europee, collegamento del corridoio Berlino-Palermo, che possa dare rilancio a tutto il territorio siciliano e non soltanto. Segretario, è un momento delicato per le famiglie, per gli anziani, per i lavoratori, il caro energia, il caro bollette rischia di incidere da qui a Natale anche sul futuro di tante imprese. Assolutamente sì, noi stiamo spingendo sia a livello nazionale che a livello regionale, abbiamo messo in campo già delle iniziative e delle pressioni rispetto a questo, perché questo è il tema che bisogna affrontare da subito. Sappiamo che già il Governo nazionale ha dichiarato di mettere in campo risorse importanti su questo, ci sarà un confronto anche con le parti sociali, bisogna dare immediatamente in questa fase di grande difficoltà una risposta importante e forte legata proprio a questo tema, sostenere subito famiglie, imprese, pensionati. Noi pensiamo che oltre a questo anche il Governo regionale debba fare una ricognizione dei fondi per sostenere tutto questo. Abbiamo proposto l'immediata attivazione di un tavolo di crisi con gli assessorati competenti per affrontare il tema fino in fondo. Domani c'è un incontro importante a Roma tra i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto, con il ministro Salvini. Sul tavolo c'è il ponte sullo Stretto, ma in generale il tema delle infrastrutture in Sicilia, e la CISL da anni ormai sta lanciando questa idea di dotare la Sicilia finalmente di infrastrutture valide e importanti. Guardi, noi da tempo abbiamo presentato le nostre proposte spingendo sul tema delle infrastrutture. Il tema delle infrastrutture è un tema determinante per quest'isola e per ricongiungere quest'isola al Paese. È un lavoro che stiamo continuando a sostenere, stiamo impegnando continuamente il Governo nazionale per la parte nazionale, ma quello regionale a fare di questo un tema centrale. Senza infrastrutture la Regione non decolla da nessun punto di vista. Quindi bene questo incontro, aspettiamo di verificare i risultati, ma il tema delle infrastrutture è centrale per il rilancio di questa Regione. Condannato per abuso d'ufficio e sospeso per i prossimi 18 mesi per effetto della legge Severino, Giuseppe Pendolino, sindaco sospeso di Aragona, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Agrigento il provvedimento della Prefettura. Il Collegio Civile si è riservato la decisione. Il provvedimento di sospensione è stato impugnato perché il delitto per il quale è stato condannato è tentato e non consumato. La Prefettura ha già presentato una sua memoria sul caso Pendolino, riconfermato sindaco lo scorso 12 giugno e candidato non eletto alle elezioni regionali del 25 settembre. Il giorno dopo la diffusione della classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi, che segna un crollo di 8 posizioni della provincia di Agrigento, la Città dei Templi registra un positivo 58° posto, il primo tra le città siciliane nell'annuale classifica delle città più green stilata da Legambiente e Sole 24 Ore, anche se si tratta di 11 posizioni in meno rispetto all'anno precedente. Cantella. Agrigento risulta 58esima e prima tra le città siciliane nell'annuale classifica della città più verde stilata da Legambiente e dal giornale finanziario Il Sole 24 Ore, la rete ciclabile e strategica inserita tra le 16 buone pratiche di sostenibilità premiate, ma rispetto allo scorso anno le performance della città peggiorano e fanno perdere ben 11 posizioni nella classifica generale, che attualmente è capeggiata da Bolzano, seguita da Trento e Belluno. La fotografia del rapporto viene fuori dall'analisi delle risposte fornite dagli uffici comunali a appositi questionari riferiti a 5 aree tematiche, segnatamente la qualità dell'aria, il consumo, la dispersione dell'acqua, la mobilità, i rifiuti, l'ambiente urbano, che servono per l'appunto a misurare le performance ambientali delle 105 città capoluogo di provincia d'Italia, incrociando diversi 18 indicatori. Agrigento si tiene bene a galla grazie a livelli
livelli scarsi di inquinamento atmosferico con una concentrazione degli inquinanti che risulta essere ben al di sotto della soglia media nazionale e con il dato relativo alla raccolta differenziata che ormai da tempo si è attestato intorno al 70%. Agrigento sta messa bene anche per quanto riguarda i consumi idrici domestici, solo gli abitanti di Isernia risultano essere più risparmiosi degli agrigentini, ma a fronte di ciò non va fatto bene per quanto riguarda la dispersione idrica, cioè la differenza in percentuale tra l'acqua immessa in rete e l'acqua effettivamente consumata dall'utenza per usi civili, industriali e agricoli, mentre la media nazionale è attestata al 36%, all'ombra dei templi siamo addirittura al 59,6% di risorsa che si perde, un dato che in un territorio da sempre assetato possiamo ben definire immorale. In linea con la media nazionale il dato sull'efficienza della depurazione, il che non deve tuttavia farci esultare, ben sapendo che sul fronte delle migliorie per raggiungere il 100% sono stati questi anni più gli annunci che le effettive messe in opera. Infatti solo da qualche mese sono stati consegnati i lavori per dotare soprattutto la fascia costiera degli impianti di depurazione necessari. Per quanto riguarda il verde pubblico, Agrigento si trova a ridosso delle primissime posizioni, esattamente decima come metri quadrati pro capite, ma scende al 61esimo posto con i suoi 16,1 alberi ogni 100 abitanti. Disastroso il dato dell'uso sufficiente del suolo, che mette insieme il consumo di questa risorsa e il livello di urbanizzazione in rapporto ai residenti. Decisi passi in avanti vanno poi sicuramente compiuti per quanto riguarda il solare pubblico, vale a dire la potenza che sin qui risulta installata sugli edifici che fanno capo al comune. Agrigento si piazza a metà classifica, ma sta sotto a città come Aosta, Assi, Treviso, Teramo, Sondrio, Biella, solo per citarne alcune. Per nulla lusinghieri i dati che riguardano il trasporto pubblico. Se da un lato gli agrigentini si dimostrano tiepidi verso l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e collettivo, dall'altro l'offerta fa pochissimo per farsi preferire in un luogo dove il mezzo privato, in entrambi i casi Agrigento è relegata agli ultimi posti delle graduatorie e lontanissima dalle medie nazionali di riferimento. Concludiamo la nostra nota lieta rappresentata dal premio alle buone pratiche di sostenibilità nell'ambito di questa edizione di Ecosistema Urbano conferito alla rete ciclabile strategica di Agrigento, finanziata dalla Regione Siciliana con oltre 3 milioni di euro, che permetterà ai turisti agrigentini di muoversi in modo sostenibile e sicuro nel centro urbano. Spaventoso incidente stradale lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio per Maddalusa ad Agrigento. A scontrarsi frontalmente due automobili, una Toyota e una Fiat Punto. Il bilancio di 3 feriti non sarebbero in pericolo di vita. Tutti sono stati trasferiti all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso e ulteriori accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Lo scontro è avvenuto frontalmente, una delle due auto si è anche ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti che si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione del sinistro, presenti anche vigili del fuoco del comando provinciale e il personale del 118. Altro incidente stradale, questa volta lungo il viadotto Morandi di Agrigento. Una Volkswagen Polo si è scontrata per cause ancora in corso di accertamento contro una bici elettrica. Ad avere la peggio è stato il ciclista sbalzato sul selciato dopo l'impatto. L'uomo, un immigrato residente in città, è rimasto lievemente ferito, riportando escoriazioni multiple. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento per ricostruire la dinamica del sinistro. Il Circolo Empedocleo di Agrigento apre le porte al liceo classico. Vediamo. Oggi una conferenza stampa qui al Circolo Empedocleo dove anche il liceo classico Empedocle viene coinvolto. Ecco, in che modo e con quali iniziative, Preside? Sì, abbiamo stipulato una convenzione con il Circolo Culturale Empedocleo per la promozione della cultura nella città di Agrigento. Dopo la ripresa che abbiamo avuto a seguito della pandemia è stato quasi naturale volersi confrontare con le associazioni culturali più importanti della nostra città per poter in qualche modo metterci anche a disposizione per quello che è il nostro patrimonio. In questo caso mettiamo a disposizione i nostri studenti e i nostri professori del liceo musicale che si esibiranno con cadenza mensile in questo prestigioso luogo
proprio per poter in qualche modo contribuire alla rinascita culturale della nostra città e contribuire anche alla candidatura per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Parliamo di ragazzi che studiano non a livello amatoriale, perché il liceo musicale è un liceo che è disciplinato dalla normativa vigente e che prevede proprio all'interno del suo curriculum di studi lo studio di un primo e di un secondo strumento dal primo al quinto anno, nonché la partecipazione ai laboratori di musica d'insieme. Questo permette ai nostri ragazzi di essere quasi dei veri e propri professionisti e di poter acquisire quelle competenze in campo musicale che ben vengano occasioni come queste che consentano loro di esibirle, perché la performance è parte integrante del curriculum scolastico, quindi quando i ragazzi vengono qui da veri protagonisti e hanno in questo luogo così prestigioso la possibilità di allietare i cittadini che verranno a vederli, ecco, questo vorrà dire che il nostro liceo ha raggiunto già il suo obiettivo, che è quello appunto di formare i professionisti nel campo musicale e poter in qualche modo consentire loro di dare un proprio contributo alla crescita anche della nostra città. Assessore, ecco, il Comune di Agrigento contribuisce in qualche modo a questa iniziativa culturale del Circolo Empedocleo, un circolo famoso nella città per le tantissime iniziative culturali che organizza durante l'anno. Il Circolo Empedocleo è assolutamente un luogo, un posto dove ritrovarsi e che l'amministrazione ha la volontà assolutamente di sostenere. L'abbiamo fatto anche valorizzandolo, per esempio in una delle iniziative di quest'estate abbiamo proprio trasmesso per più di 15 giorni un video mapping proprio proiettato sul circolo, appunto per valorizzare la struttura. Non solo la struttura ma anche le attività culturali che il circolo ogni anno propone. L'amministrazione chiaramente riconosce queste attività ed è a sostegno di queste attività. Cercheremo di sostenerlo anche economicamente qualora sarà possibile farlo, ma c'è tutto l'impegno e la volontà, e ringrazio per le attività che fanno ogni anno. Quest'anno abbiamo la bella novità della collaborazione con il Circolo Musicale Empedocleo e quindi con il Liceo Musicale Empedocle, e quindi è una bella iniziativa per la nostra Agrigento. Dottor Adamo, un'intensa attività culturale oggi presentata qui al Circolo Empedocleo alla luce anche di esponenti istituzionali del Comune di Agrigento, per dire cosa, per fare cosa. Abbiamo presentato il nuovo programma per quanto riguarda le attività del circolo che partiranno da novembre fino a giugno del prossimo anno, dove ci sono tutte le attività tradizionali del circolo, il teatro da camera e tutte le altre cose. Il teatro da camera che rimane sempre una delle nostre attività principali, come dico sempre io, un fiore all'occhiello, che viene molto seguita e molto frequentata. E poi abbiamo aggiunto tutta una serie di nuove attività che già sono partite o partiranno a breve, quale un corso di filosofia, un corso sulla storia della città di Agrigento in funzione della candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura, e un altro fiore all'occhiello che si aggiunge è la convenzione stipulata con il Liceo Musicale Empedocle per una serie di concerti che saranno tenuti in questo circolo, e abbiamo trovato veramente una grande intesa con la dirigente professoressa Gatto, con la quale ci siamo andati subito in sintonia, e in pochissimi giorni è nata questa collaborazione con un programma che andrà da novembre fino a giugno di una serie di concerti e di altre eventuali iniziative. Professore Di Bella, impegnato anche lei in queste attività culturali, sentivo con delle lezioni addirittura di filosofia. Sì, domani proprio 9 novembre alle 16:30 qui terremo il terzo incontro di un corso di filosofia che si articolerà durante il mese in 2 incontri su grandi tematiche, destinato soprattutto ad adulti che non hanno avuto la fortuna di studiare filosofia a scuola, ma che desiderano avvicinarsi e conoscere questa importante scienza umana. E quindi invitiamo tutti gli amanti della filosofia a partecipare. Poi naturalmente, come è stato detto poco fa, ci dedicheremo anche alla conoscenza della storia di Agrigento, in particolare dedicandoci a quegli eventi, a quei momenti della storia agrigentina poco conosciuti, e inviteremo per l'occasione studiosi che ci illustreranno appunto in lungo e in largo la storia della nostra splendida città. E quando esattamente?
Inizieremo il 13 dicembre con un incontro su Agrigento paleocristiana e dopodiché ogni mese faremo un incontro soprattutto sulla storia medievale, moderna, che sono momenti storici meno conosciuti. Quelli di filosofia invece? Quelli di filosofia saranno a cadenza bimensile e saranno appunto su grandi temi. Ne abbiamo già fatto uno sulla natura, per esempio, domani ne faremo un altro sull'uomo e poi svilupperemo altre tematiche come la conoscenza, per esempio, i metodi della filosofia e altri temi ancora. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Si è svolta l'esercitazione Sisma dello Stretto 2022 con l'obiettivo di testare la risposta operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile a un evento sismico in un'area elevata pericolosità. Vediamo. Si è conclusa l'esercitazione Sisma dello Stretto 2022 organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile con le regioni Calabria e Sicilia. Per 3 giorni le componenti del Servizio Nazionale tra le province di Reggio e Messina hanno simulato un terremoto di magnitudo 6 con conseguente allerta maremoto. L'esercitazione ha coinvolto complessivamente 56 comuni, 37 dei quali in Calabria e 19 in Sicilia. È stata anche l'occasione per testare su una platea di oltre 500.000 persone il sistema di allarme pubblico Hit Alert, attraverso il quale è stato inviato sui cellulari dei cittadini presenti nel momento della scossa in 22 comuni costieri delle 2 regioni un messaggio di informazione sull'esercitazione in corso relativa all'allerta maremoto. Circa 3.500 le persone impegnate sul campo tra operatori, tecnici e funzionari delle strutture operative, delle istituzioni territoriali, dei centri di competenza tecnico-scientifica e volontari delle organizzazioni nazionali e locali. Quasi 2.000 sono state inoltre le risorse impegnate nelle attività per posti di comando, ovvero da remoto, come la verifica della comunicazione tra i centri operativi attivati a diversi livelli territoriali. Desidero ringraziare, ha detto il capo dipartimento Fabrizio Curcio al termine delle attività, tutte le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che in questi 3 giorni hanno partecipato a questa importante e impegnativa esercitazione. Serve a verificare le procedure, serve a vedere se queste procedure si integrano e come migliorare l'integrazione di queste procedure. E poi c'è il tema delle criticità. Certamente ci esercitiamo in un territorio complicato, un territorio sismico, vulcanico, abbiamo anche fatto un esercizio sulla parte industriale, un territorio bellissimo quello siciliano, ma che ovviamente ha anche delle criticità che sono dovute dai rischi naturali. E sì, c'è già qualche elemento che fa un po' parte dell'esercizio. Uno degli elementi che sta emergendo con più forza è il tema delle infrastrutture, quindi trovare il modo di migliorare le relazioni per arrivare per esempio sui luoghi colpiti, sapendo che in alcuni casi le infrastrutture hanno delle fragilità. La preoccupazione noi la dobbiamo sempre intenderci nella occuparci prima, nel senso che se preoccupazione significa prendiamo atto che c'è un fenomeno che è evidente. Fino a qualche mese fa parlavamo di siccità, mi dispiace che non se ne parli più perché in realtà le problematiche collegate con la siccità esistono ancora, sta continuando a piovere molto poco e quella quantità di acqua che arriva spesso arriva concentrata. Ieri proprio nel pieno dell'esercizio abbiamo avuto delle situazioni non semplicissime in diverse parti del nostro paese, quindi prendere atto che c'è una fenomenologia collegata al cambiamento climatico che sta modificando gli eventi come si sostanziano sul territorio è un dato di fatto. Il fatto che dobbiamo prenderne atto significa che le filiere istituzionali devono modificare un po' quelle che sono le proprie procedure, in questo caso parliamo di sisma ma anche negli altri tipi di rischi, e poi il cittadino anche deve prendere atto che magari è soggetto con più frequenza ad eventi improvvisi e quindi deve anche il cittadino, noi come cittadini, sapere che ci sono questi fenomeni in corso. In emergenza io vedo grande spirito di collaborazione, vedo grande condivisione degli obiettivi, quindi le diverse strutture le vedo veramente con una grande voglia di integrazione. Mai come in questo ultimo periodo vedo strutture professionali lavorare insieme al volontariato, le strutture militari, le autorità locali, quindi vedo grande sinergia. In alcuni casi non c'è dubbio che qualche
elemento ha avuto purtroppo più possibilità di esercitarsi, diciamo, nella realtà. Faccio per esempio riferimento all'esempio sanitario. Quest'anno, in questi 2 o 3 anni, è stato molto sollecitato. In altri casi ovviamente si parla di procedure che hanno bisogno di essere un po' riviste, quindi vedo un sistema molto vitale, ma c'è ovviamente necessità di seguirlo, di ragionare insieme, e il debriefing che inizieremo domani dopo l'esercitazione e che proseguirà nelle prossime settimane servirà proprio a focalizzare le criticità sul territorio ma anche del livello nazionale. Rally finale nazionale Coppa Italia ACI Sport. Salvatore Scannella di Mussomeli ha vinto nell'assoluta Under 25, Nazareno Pellitteri di Casteltermini nella classe A7. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'Automobile Club di Agrigento si fregia di una bella ed esaltante vittoria di Salvatore Scannella nell'assoluta Under 25 e di Pellitteri Nazareno nella classe A7. Diversi piloti licenziati dell'Automobile Club di Agrigento che hanno partecipato alla finale nazionale di Coppa Italia al Rally ACI Sport questo fine settimana al Rally del Lazio Cassino Pico, 2 titoli conquistati dal sodalizio della Valle dei Templi, uno messo a segno dal giovanissimo talento di Mussomeli Scannella che con impegno, serietà e dedizione allo sport continua il suo percorso formativo, e l'altro conquistato dal pilota di Casteltermini che con la sua esperienza è riuscito a mettere il sigillo nella classe A7. Subito le congratulazioni dell'avvocato Salvatore Bellanca nella qualità di presidente dell'Automobile Club di Agrigento, nonché delegato provinciale dell'ACI Sport, che a nome del consiglio direttivo, della commissione sportiva, del direttore e di tutto l'Automobile Club ha voluto complimentarsi direttamente con i neovincitori. Non possiamo che essere orgogliosi per i risultati ottenuti dai 2 licenziati dal nostro sodalizio, ha dichiarato il presidente Bellanca, che portano lusso al nostro amato sport non solo a livello provinciale e siciliano ma anche a livello nazionale. Siamo sicuri, continua l'avvellato Bellanca, che l'esperienza di Pellitteri e il potenziale di Scannella porteranno altri successi che daranno lustro al nostro ente, che ha sempre avuto una particolare attenzione per i propri licenziati. I complimenti vanno anche a tutti gli altri licenziati dell'Automobile Club di Agrigento che hanno partecipato alla finale e che purtroppo non hanno centrato l'obiettivo che avrebbero meritato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.